Rieccoci l'appuntamento del martedì, il sindaco risponde, questa sera ospite c'è il vice sindaco Andrea Micalizzi perché il sindaco era impegnato. Vi ricordo, e lo ricorderò sempre, che la trasmissione non è in diretta ma viene registrata un paio d'ore prima, quindi voi potete mandare i messaggi, adesso tra poco la regia manderà in onda i numeri per poter mandare i messaggi al 345 33 41171 oppure mail sindaco risponde @gruppotv7.com. Ovviamente i messaggi verranno letti la puntata prossima, quindi voi potete ugualmente mandarli, noi puntualmente li leggeremo la prossima puntata. E ne ho già degli altri da leggere. Buonasera, l'ingresso al sentiero di Via dei Salici oggi è stato asfaltato in un modo che definirei indecoroso. Se c'erano delle buche si poteva sistemare in modo più naturale visto il contesto. Del resto anche il marciapiede di Via dell'Orna, allargato per fare la pista ciclabile, è stato asfaltato con catrame nero. Perché non fare una pista di un colore più adeguato? Chiederei al sindaco che mandi qualcuno in sopralluogo perché i risultati sono scadenti. Grazie, buon pomeriggio. Si firma Luisa con ovviamente il numero di telefono. Sì, lì alla Guizza stiamo realizzando un percorso ciclabile che collega il quartiere con le scuole della zona, e il centro parrocchiale, il centro sportivo e il centro civico, quindi diciamo va a toccare tutti i punti di interesse e li collega con una pista ciclopedonale. Andiamo a realizzare un marciapiede, stiamo realizzando un marciapiede ciclopedonale, quindi piuttosto largo, in zone dove o era stretto e quindi lo allarghiamo, oppure non c'era proprio, quindi creiamo un percorso in sicurezza lungo questi punti di attenzione. Ora, il marciapiede di colore nero, insomma, è appena realizzato e l'intervento non è ancora finito, quindi stiamo anche vedendo, valutando con la scuola se possiamo fare anche qualche, come dire, intervento di colorazione anche, come dire, che abbellisce il marciapiede. L'abbiamo fatto da altre parti, altrimenti il colore dell'asfalto insomma, penso che sia importante, però l'intervento di messa in sicurezza, il fatto che vicino alle scuole c'è uno spazio di sicurezza per ciclisti e pedoni. Vado a vedermi come è stata realizzata l'asfaltatura invece di Via dei Salici, perché secondo me quella era un punto importante, vorrei che lì la ditta lavori bene, quindi vado a controllare e ringrazio chi l'ha segnalato. Le strade zona Camin Via Venovese sono piene di buche. È un po' il tema che poneva l'altro ascoltatore, il cittadino di via Marconi. In quella zona adesso abbiamo finanziato un intervento di illuminazione pubblica e quindi andremo anche a fare dei lavori di scavo sul marciapiede, quindi sarà l'occasione anche per dei ripristini. Vediamo se con le risorse che abbiamo a disposizione, dicevo prima che il bilancio in prima battuta sulle manutenzioni non ha grandi risorse, speriamo di poterle aumentare. Adesso è il periodo in cui iniziano questi lavori, speriamo di poter arrivare lì anche il prima possibile. È importante, la gente fa attenzione a strade e marciapiedi in ordine, perché vuol dire decoro, vuol dire sicurezza. Ci passi quindi con la macchina, con la bicicletta. Vuol dire sicurezza, ma a piedi il marciapiede è ancora più importante, perché soprattutto chi ha problemi a muoversi, anche chi è in carrozzina, insomma un marciapiede sconnesso è una barriera importante. Le leggo questo: le tangenziali, scritto sindaco ovviamente, le tangenziali nelle ore di punta sono impraticabili e in nessuna tangenziale, specialmente quella di Volta Barozzo che va in zona industriale sia al mattino sia alla sera al rientro, è difficile entrare e non ho mai visto nessun della polizia locale a fare controlli. È difficile entrare in che se c'è molto trafficata? C'è molto traffico, dice, parole povere, c'è molto traffico sia al mattino sia alla sera, ci sono code immense e c'è chi entra in maniera che non potrebbe, e ha detto io non ho mai visto, da quando pratico quegli orari lì c'è quel traffico, non ho mai visto una pattuglia della polizia locale a dare una viabilità più chiara, insomma più limpida, come la vuole chiamare. Sì, lì ci si incolonna, io lo faccio spesso perché poi abito proprio a Volta Barozzo, quindi quando devo andare a est la prendo e la mattina
prima abitavo a Camin, quindi il tratto è sempre lo stesso, diciamo, la tangenziale che va dal Ponte Darwin in direzione Padova Sud, come dire, la mattina è piuttosto... Anche alla sera. Anche la sera, è vero, al ritorno verso le 18. Sì. Al termine delle ore di lavoro. È vero, è vero. E lì il progetto è quello, però servirebbero grandi risorse. Io mi auguro che la realizzazione dell'ospedale a Padova Est sia l'occasione per questo tipo di investimenti. Lì si parla... Che rispera fra 10 anni, insomma... però i lavori sulle tangenziali... Sì, ma questo è arrabbiato, non è arrabbiato, questo dice fate qualcosa perché ogni mattina per andare al lavoro se vado dalle 8:30 ci più 8 ore, era una battuta. Lui però, dice... mi scusi, non è che possiamo ampliare la tangenziale no, lui dice però un servizio d'ordine che dia una certa priorità. Ma il problema non è il disordine, il problema è che ci sono tante macchine. Il problema è che la tangenziale a quelle ore lì è bloccata e gli imbuti sono gli innesti, cioè alle intersezioni quando le macchine entrano l'innesto in tangenziale crea l'incolonnamento e quando c'è molto traffico la mattina. Questo è un tema, come dire, studiato, la risposta è nella terza corsia dinamica, cioè introdurre una terza corsia modello tangenziale di Mestre. Sono investimenti importantissimi che la città non può affrontare. Per quello stavo dicendo, il tema dell'ospedale a Padova Est porta con sé investimenti anche sulle infrastrutture, perché oltre all'ospedale va realizzata la viabilità. Ovvio. Per poterci arrivare, e il piano che stiamo concordando con la Regione è proprio va in questa direzione, cioè terza corsia dinamica per la tangenziale, quel tratto di tangenziale, quindi aggiungere una corsia modello tangenziale di Mestre, il completamento dell'Arco di Giano e altre, come dire, iniziative che non riguardano quel tratto, quindi non mi dilungo. Questa sarebbe l'occasione per far sì che la nostra tangenziale, che oggi soffre sempre nelle ore di punta, ma anche in Corso Australia, cioè la nostra città ormai, quindi da una parte la scelta del mezzo pubblico e il tram, se riesce da quella zona lì a togliere auto che magari dirette verso il centro, invece che usare la tangenziale prendono il mezzo pubblico, potrebbe essere una cosa. L'altra è invece il potenziamento della tangenziale stessa. Ho letto, dice signor Paolo, che dove c'è il laghetto vicino al Ponte Darwin dovrebbe nascere un nuovo centro commerciale, una cosa del genere. Se ne parlava ancora un anno fa che avrebbero iniziato i lavori di togliere quell'acqua del laghetto. Com'è la situazione? È una previsione del piano regolatore del 2001 quella, e quindi insomma una previsione molto, molto vecchia. Lì l'area è privata. Lì è Bricomen che fa l'operazione, quindi dipende anche dai tempi che loro si danno. Lì l'amministrazione non è che non è un periodo ottimale per questo tipo di investimenti, tant'è che i privati stiamo notando che hanno l'atteggiamento di, come dire, attendere tempi migliori in cui magari i costi dei materiali calano. Anche Leroy Merlin in Corso Australia, noi abbiamo consegnato le aree da diverso tempo, tarda l'inizio del cantiere probabilmente per questo. È un po', come dire, una reazione che sta avendo il mercato privato a... Sì, perché poi mi sembra, mica dici, mi aiuti, mi corregga se dico una cosa inesatta, che lì vicino al Ponte Darwin c'è una costruzione di un centro commerciale prima, ma uno anche dopo, che erano già stati decisi nel 2001 se non sbaglio, no? Però in entrambi i casi, il primo l'abbiamo parlato, il secondo è subito dopo, praticamente parallelo all'ospedale, di fronte all'ospedale con la zona, brava la regia che la sta inquadrando. Dovrebbe nascere un altro centro commerciale e lì sono fermi i lavori per ovviamente i costi dal 2001, immagini lei, non so quanto saranno aumentati i costi dal 2001 ad oggi, dunque ma verranno fatti secondo lei queste opere oppure... La previsione c'è, io non posso essere nella testa e nel portafoglio dei privati, però, però Bricomen, insomma, essendo in comune, devono partire. A me sembra più una questione contingente legata a un periodo, a questo momento in cui il costo dei materiali è ancora alto e i privati vedo non solo lì
sembrano attendere, come dire, un calo dei Sì, ma mi scusi, una costi. curiosità, Certo. se questi luoghi erano stati concessi nel 2001 dall'allora amministrazione regionale e tant'altro, sono passati 21 anni e domando, questi privati l'hanno fatta così oppure rimarrà colà? Cioè, ha capito? È passato di mano in mano, perché poi la vicenda del laghetto ha fatto, come dire, ha creato, perché lì il laghetto si è creato lavorando, scavando, adesso non lo spiegherò bene tecnicamente, insomma, ma comunque preso una vena d'acqua non si può fare nulla. e lì dovranno asciugarlo, Non si può asciugare. non lo so come faranno tecnicamente. Devono costruirci insomma, sopra, devono costruirci sopra e far sì che vada giù nella falda, cioè se lo tolgono diventa un dramma, poi almeno io dico non sono un ingegnere, però mi viene da pensare che non possono togliere quell'acqua lì, tecnicamente non so come affronteranno il caso, però lì è passato di mano in mano, come dire, la proprietà agli investimenti. Avevo letto anch'io che toglievano l'acqua, però ho detto ma come fanno a togliere l'acqua? Che hanno dei problemi di stabilità, devono casomai costruirci sopra e far sì che l'acqua vada giù, hai capito? È un mio pensiero da non ingegnere. Certo. Però vedrà che sono vicino alla verità. Vediamo, mi lego anche un fazzoletto. Lei non è convinto di questo? Mi lego anche un fazzoletto come fa lei. Lei vedrà allora, però vedrà che ho ragione io. Su questa cosa qui, tecnicamente di solito, se toglie quell'acqua lì diventa un disastro se costruiscono sopra. Devono appoggiarla e farla andare giù, che entri sotto la terra e che renda... Vabbè, discorso che poi vedremo, poi si lega il fazzoletto. Vabbè. Senta, invece una cosa che questa invece è una cosa che le appartiene, che lunedì prossimo riapre il Borgomagno. Sì, tutto va bene, insomma, riapriamo finalmente, anche perché questo cantiere è stato sofferto perché abbiamo dovuto chiudere la ciclabile e lì le biciclette sono davvero tante e quindi si sono creati non pochi disagi, perché l'alternativa non c'era, insomma, sul ponte non è che potevamo realizzare un'altra ciclabile nel frattempo, e quindi questo ha creato un po' di disagi. Lì stiamo facendo l'impermeabilizzazione del ponte, i tempi di sistemazione di quel ponte sono molto lunghi perché quando lavori sotto devi sottostare agli orari del traffico ferroviario, che lì sotto passa, insomma, il fascio di binari della stazione, quindi quando lavoriamo sotto abbiamo a disposizione... Ma quello non era proprio sicuro, mi carici quel cavalcavia lì? Adesso ve lo dico, quando lavoriamo sotto abbiamo una finestra di 3 ore la notte, quindi non si riesce a lavorare con continuità. Il ponte Borgomagno è un ponte che nella parte più antica ha più di 100 anni, sono costruzioni in calcestruzzo, è il ponte da rifare. Lo rifarà RFI sulle geometrie dell'alta velocità, l'alta capacità che passerà per di là, e quindi noi in questo momento stiamo rattoppando, esatto, per mantenere le condizioni di sicurezza di un ponte che ha i suoi acciacchi, ecco, e anche i suoi limiti costruttivi, perché quelle paratie che prima stavamo vedendo sono soluzioni che oggi non sono più a norma per mettere in sicurezza il traffico veicolare, ed è per questo che sono stati realizzati quegli accorgimenti, diciamo, con i New Jersey a restringere la carreggiata, perché le barriere metalliche che sono state posizionate a suo tempo oggi non sono una soluzione. Ma quindi i New Jersey servirebbero per diminuire il traffico? Per quale motivo? Perché per avere meno traffico? Per quale motivo sono I New Jersey servono per mettere in sicurezza il traffico veicolare, che in un ponte come quello, con quelle altezze, avrebbe bisogno di un guardrail piuttosto robusto, che fisicamente non ci sta sul ponte, e quindi abbiamo dovuto restringere la carreggiata, utilizzare i New Jersey come
Perché adesso praticamente da una parte di difesa dallo svio. Da una parte si può ovviamente transitare, mentre dall'altra, come diceva lei, è chiuso, giusto? Dall'Arcella per venire a Padova si può transitare. Dall'Arcella per venire a Padova si può transitare e quella corsia ha proprio i New Jersey, quindi, ed è stata ristretta. Non è stata ristretta per un problema di contenimento della viabilità o dei pesi, ma perché il doppio senso lì metteva le auto troppo vicine, vicine al limite del ponte, protette solo da quelle lamiere che all'epoca sono state costruite e realizzate così, ma oggi non sono a norma di codice della strada. Il ponte lì finisce. Per mettere le barriere a norma dovremmo aggiungere un pezzo di ponte, ma siccome il ponte va rifatto questo non lo possiamo fare. Quindi i New Jersey sono una protezione rispetto alla possibilità di sbandamento. Prima della pubblicità, Michalizia, la situazione, dato che parliamo dei ponti di Padova, com'è? Noi lì stiamo riuscendo, parlo in generale, tutti i ponti. Sì, grazie al PNRR, ogni anno a mettere delle risorse a bilancio per sistemare dei ponti. In questi giorni stiamo lavorando sul ponte Ariosto, per esempio, tra la Stanga e Forcellini, anche lì un intervento quanto mai necessario e quindi continua il lavoro di messa in sicurezza delle nostre infrastrutture. E quindi sono tutti controllati? Sì, abbiamo un'indagine e un monitoraggio continuo preciso di circa 200 tra ponti e passerelle a Padova. Pubblicità. Va bene, andiamo alla pubblicità, a tra poco.